Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che il Geraci era una buona squadra ed è una buona squadra costituita da ottimi elementi, però i ragazzi stanno lavorando bene, abbiamo fatto un buon precampionato, la squadra lavora su tutti i punti di vista, sotto tutti i principi e hanno fatto davvero bene. Il primo tempo lottato su ogni pallone, poi il secondo tempo siamo rimasti in 10 e là è uscito ancora di più il carattere della squadra. Abbiamo fatto il secondo gol, il terzo gol e fino all'ultimo secondo non abbiamo mollato e questo è una cosa importante perché i ragazzi dimostrano di essere uniti, di essere compatti. Ancora il passaggio del turno non è completato, sappiamo che al ritorno saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva e noi ci faremo trovare pronti per cercare di superare il turno e cercare di prepararci al meglio per il campionato. Santiago Torres per noi è un elemento importante, sappiamo che è un attaccante di alto livello, ma insieme a lui anche tutta la squadra, cioè abbiamo degli ottimi difensori, centrocampisti, attaccanti, nomi non ne faccio perché sarebbe come fare qualche errore, perché per me sono tutti uguali, lavorano tutti bene, cerchiamo di evidenziare le loro caratteristiche, le loro qualità e Santiago per come giochiamo noi è uno che ci può dare una grande mano. Detto questo, ripeto, faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché tutti, dal portiere fino alla prima punta, ma anche chi era in panchina, chi è stato in tribuna, chi non si è potuto mettere a disposizione per problemi burocratici legati ai tesseramenti, i ragazzi hanno tutti spinto la squadra verso l'unico obiettivo che era quello di fare bene oggi. Ripeto, il passaggio del turno ancora non è completato, ci aspettano altri 95 minuti di partita, sappiamo che sarà difficile perché dobbiamo cercare di non prendere gol e i ragazzi lavoreranno bene questa settimana per farci trovare pronti. E colgo l'occasione anche per fare un saluto a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono perché Castelbuono è una bella piazza, è una piazza che ci sta trattando bene, non ci fa mancare nulla e grandi meriti vanno anche alla società. La dirigenza è vicino alla squadra, non ci fa mancare nulla, è sempre costante, cerca di risolvere tutti i problemi e avere una società così fatta da bravissime persone che hanno voglia è una cosa per noi importante. E io dico di fare passo dopo passo, il nostro obiettivo unico e dichiarato è quello di salvarci. La società ci ha chiesto questo e abbiamo costruito una squadra per cercare di lottare per il nostro obiettivo. Io dico sempre ai ragazzi che poi tutto si decide partita dopo partita, se facciamo bene avremo sempre più fame. Il nostro obiettivo è la salvezza, lavoreremo per questo e poi vediamo a stagione in corso quello che succede. Io qui ho moltissimi amici perché quell'anno a Geraci abbiamo fatto bene, anche loro erano neopromossi, io sono stato il loro allenatore, abbiamo fatto una grandissima stagione, siamo arrivati settimi a un punto dal sesto posto e 2 punti dal quinto posto. Abbiamo fatto tanti record, quell'anno è stato bello e importante in cui ho conosciuto bellissime persone con cui ho buoni rapporti. Però la mia testa ora è esclusivamente rivolta al bene del Super Giovane Castelbuono e farò di tutto io insieme al mio staff con cui lavoro molto bene, siamo tutti uniti, cercheremo di fare bene quest'anno per la città di Castelbuono. Meglio di così veramente non potevo iniziare, anche perché prima di tutto qua c'è venuto ragazzi che ha lavorato tanto questo mese prima di iniziare e che questa partita è quella che stavamo aspettando. E certo, le persone sono contente perché ho fatto il gol, anche se ho sbagliato qualche cosa che io non sono contento perché ho avuto delle possibilità di puntare di difensori e ho sbagliato, però certo sono contento per aiutare la squadra per fare gol e vengo da uno che un po' non ho giocato tanto per qualche problema e qua mi hanno dato molta fiducia, quindi sono contento anche per questo. Forse pensavamo che ci mettevano in difficoltà e meno male hanno fatto altri 2 gol e siamo tranquilli, però dobbiamo stare pure attenti perché loro sono una buona squadra e non ci possiamo rilassare, dobbiamo anche stare attenti e anche se giochiamo in casa dobbiamo una bella partita così anche pure per noi per migliorare sempre. Io l'ho detto pure ai ragazzi, lo diciamo sempre, noi dobbiamo testa bassa e pedalare perché qua ci sono ragazzi che hanno fame, abbiamo tutti fame e certo siamo una neopromossa che dobbiamo salvarci, però nel calcio non si sa mai, tutti sogniamo arrivare più alto e come abbiamo detto se daremo una guerra a tutti, ci possono vincere ma quelli che ci vinceranno dovranno sudare la maglia per forza. Dal primo giorno subito una bella accoglienza da parte pure della dirigenza, la gente nel paese subito ci ha accolto benissimo perché anche se siamo tanti da fuori siamo sempre là e sempre ci fermano per i ragazzi di Castelbuono che giocano quest'anno e anche ringraziamo questo e oggi si è visto che il pubblico era con noi e questo ci dà pure forza per giocare, per vincere pure le partite sicuramente. No, benissimo. Anche gli italiani, perché non c'è differenza, siamo un gruppo unito, sia gli argentini che pure gli italiani, quindi tutti benissimo, facciamo un gruppo di tutti i ragazzi eccezionali.